Enigo, il sentiero degli dei. Un itinerario che porta a primitivi luoghi di culto. Un cerchio di Carpini, un frassino e 12 querce erano un portale energetico che veniva usato per antichi rituali. Alcune leggende legate a questi luoghi, soprattutto al vicino bosco del Geghe, parlano di una creatura sfuggente, vestita di rosso, il Sanguanello. Il piccolo folletto rosso che vive tra grandi abeti, seppur di animo buono, è famoso per gli scherzi che ama fare agli umani. Uno su tutti, quello di far smarrire la via del ritorno a chiunque calpesti le sue impronte. Chiamato anche Mazzariol o Salvanel, è conosciuto in tutte le Dolomiti e fino a Venezia. Si diceva che avesse la capacità di far sparire il ricordo di casa e dei parenti dalla memoria di chi incontrava e che non bisognava mai sciogliere ciò che univa, che fossero trecce alle criniere dei cavalli o nodi su corde e tessuti. Come la maggior parte delle creature dei boschi, venne inserito tra i diavoli dopo la cristianizzazione delle valli, assumendo caratteristiche molto più negative e malvagie. Oggi, tra il lavoro, le mille faccende e la tecnologia a intrattenerci, non è facile credere a queste storie. Alcuni, però, passeggiando per queste valli senza un preciso percorso, dicono di aver intravisto la punta di un cappello rosso o uno sguardo ammiccante tra le foglie.